Ce lo prepariamo un po' di pane sfizioso, quel pane che hai e non sai cosa devi fare perché si è fatto un po' duretto. Io ho messo uova, formaggio grattugiato, pepe, sale, mescoliamo un po' così. Ci aggiungo la panna da cucina, no per dolci questa volta, stavo dicendo panna per dolci. Ecco qua. Mescoliamo, all'interno ci possiamo mettere quello che vogliamo. Io la faccio cubetti di pancetta affumicata e mozzarella tritata. Ecco qua, ho aggiunto la pancetta a cubetti affumicata e mozzarella tritata e ci diamo una bella mescolata. Prendiamo una teglia e del pane, mettiamo metà composto e ci mettiamo il pane, la stessa misura della teglia. No, vabbè, ma tutto a posto. Ecco qua, sopra ci mettiamo il resto della situation. Poi accendiamo il forno 200 gradi statico. Ma non vi muovete. Ecco qua, ci ho messo un po' di formaggio grattugiato sopra. Io in forno e torno subito. 30-35 minuti, dipende sempre dal vostro forno, A 25 minuti dateci un'occhiata. Eccolo qua, cioè, ma è uno spettacolo. Io ho spento il forno e l'ho lasciato là, per questo lo vedete più abbronzato, Non l'ho consumato al momento e quindi ve lo faccio vedere adesso. C'è un profumo, che lo dovete provare. È troppo saporito. Provate.